Il progetto Io sono Palma, presentato recentemente dal Comune di Palma di Montechiaro, non è stato inserito da parte della giuria del Ministero dei Beni Culturali, che ha selezionato i luoghi candidati a Capitale d'Italia. Nonostante ciò, il sindaco Stefano Castellino ha affermato che il progetto Io sono Palma si realizzerà ugualmente con le risorse del territorio, con l'aiuto e il sostegno dei tanti che hanno creduto in lui e con l'entusiasmo e la forza della comunità. Per il sindaco Castellino il dossier presentato in questi mesi ha ottenuto un notevole riscontro e costituisce una traccia poderosa per la futura programmazione, che non si fermerà ma andrà avanti ugualmente. A tal riguardo sono state inserite nel bilancio che stiamo redigendo notevoli risorse per la sua fase esecutiva. Diciamo che siamo in buona compagnia, cioè nel leggere l'elenco di chi non è stato ammesso nella fase finale, un pochettino ci inorgoglisce allo stesso modo, perché essere messi assieme a Verona, Pisa, probabilmente già quello è un motivo di vittoria. È chiaro che era la nostra prima esperienza e Parma, che è attualmente capitale della cultura e che lo sarà per il 21, al suo primo tentativo anche Parma non entrò nella shortlist e quindi questo può essere anche di buon auspicio. Il progetto Io sono Palma, Palma 2062, è un progetto che va avanti al di là della candidatura, che è stato un momento fondamentale e importante per creare rete, per creare network, per poter mettere a regime tutte le forze positive della città e del territorio e per far rilanciare l'immagine della mia città in un'ottica diversa, in un'ottica sicuramente migliore. Andremo avanti, credo che nei prossimi giorni mi determinerò a confermare il gruppo di lavoro composto da Angela Rinollo, Alfonso Di Vincenzo, Marilena Vaccaro e Peppe Todaro per portare avanti e attuare il dossier Io sono Palma, che credo rappresenti un unicum nella nostra storia e potrà consentire alla città di continuare quel cammino di rigenerazione urbana e anche sociale che è ormai diventato un must di questa amministrazione.